Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Fioi, torniamo a fare le qualifiche secondo posto. Per niente Gigi Hamilton ci strappa la pole position, però adesso secondo posto buono. Vediamo se riusciamo a vincere una cacchio di gara, perché finora siamo ancora a quota zero. Per salvare la stagione che ormai, insomma, si vede lontanissimo da tutto. Anche Gigi in realtà è messo come noi. Vai raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Tensione alle stelle. Clutch out, we're green. Vai, 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 vai. You're leading the pack, P1. You've dropped Attenzione down Glock. You're leading the pack, P1. E adesso possiamo tentare la fuga. Vediamo se abbiamo un po' di... Tanto Gigi è subito secondo, Hamilton, Gigi Hamilton. Concentration, Kume. Concentration. Sento già la macchina che tiene poco, la cosa non mi piace. Dai che non voglio finire la stagione con 0 vittorie, per piacere. Ok, il primo giro è andato, ne rimangono solo 9. La prossima è Valencia, inedita. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Dai Fernando Cume, dai Fernando Cume. Anche per Hamilton stagione disastrosa dopo l'altro anno che ha perso il mondiale a pari punti ma con meno vittorie. Scioccante l'altro anno per Gigi Hamilton. Ma non meritava il mondiale onestamente. E l'ha vinto Pippo Massa. È vicinissimo Hamilton, non riesco ad andarmene, non ho la macchina per andarmene purtroppo. L'Ungheria storicamente è una gara un po' balorda per noi, mi ricordo con Barrichello, l'ultimo anno che ho vinto il mondiale in Williams e mi ha sbattuto fuori, poi un miracolo nelle ultime 4 gare mi ha fatto vincere il mondiale. Mamma mia, Gigione è vicinissimo. Non riesco ad andarmene purtroppo. Vola, Cume, vola. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Dai raga, dai raga. Tutti insieme per cercare di salvare una stagione dalle 1000 delusioni. Niente, nel secondo settore comincio a perdere la manetta. Scusate se non commento troppo, ma la tensione è altissima. Gigi è veramente vicino. Qua guadagno un po'.
Good job. That was the fastest lap of the race Fastest so far. degli altri. Fastest degli altri. Dai, Kume, vola che possiamo vincerla questa almeno, per l'onore, non per il mondiale ovviamente, che abbiamo una vagonata di punti da recuperare su 3 piloti. Però sono tutte là. Non ha proprio la monoposto, c'è poco da fare. Ma Glock è in zona podio, fece. Ma veramente devo tirare fuori tutto il mio talento. Se vogliamo portare a casa la gara. Mamma mia, manca ancora un'eternità però. I detrattori del Kume sono un po' placati dopo i 2 podi nelle ultime 2 gare, però il Kume da un po' di anni che non vince più nulla. Attenzione, Glock supera Hamilton, perché lui non è Lewis Hamilton ma Gigi Hamilton. Quindi Glock è scatenato oggi. Hamilton stagione disastrosa. L'altro anno perde a parità di punti solo per meno vittorie sto anno. One disaster. Calma Kume, calma. Manca ancora troppo per sperare. Veramente la macchina qualche aggiornamento l'ha avuto, si vede. Il Briatore ha fatto un lavoro incredibile, Flaviotto. Yellow flag, yellow flag. Gara stranissima con Glock secondo. Mamma mia, che dura, siamo a metà gara. Anche di più in realtà. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Al secondo posto
David Coulthard. Scusate, momenti di Formula 1 96. Anzi 97, scusate. Attenzione, Glock è un pazzo scatenato oggi, Timo. Porca miseria. Vabbè, se vince Glock non vinco io, mi incazzo. Ecco, la macchina adesso comincia ad avere problemi di tenuta. Dai, Kume, sveglia. Dai, dai, dai. Just 3 laps to go now. 3 laps. Devo tenere duro. Tutto è ancora possibile. Cioè, non per il mondiale ovviamente, ma per salvare la season. Mamma mia, bruttissima sta curva, ho perso tantissimo qua. Sta volando Timo Glock. Vola Timo. Yellow flag, ma non è Timo. Yellow flag, ma non è Timo. Fuori Button. Dura altri 2 giri, Macchina perde in prestazioni, è spaventoso. Ultimo settore ancora mi difendo, ma il secondo perdo minuti. Molto indietro a Hamilton e agli altri, invece. Boh. Two laps left. Next time by will be your Final final lap. lap. Mamma mia, ho una tensione senza un senso. Logique, come si suol dire in un inglese di padrelingua. Ho una macchina veramente inferiore, C'è anche Glock mi... Inizia l'ultimo giro, signori, ultimi chilometri per portare a casa This is your final lap of the race. almeno una vittoria in sto mondiale, in una gara che di solito non mi va neanche benissimo. Dai Kume, regalaci il The Dream. Regalaci il fottutissimo The Dream. Non commento, ragazzi, non commento perché ho paura. Un 4 volte campione del mondo può aver paura, signori, è ufficiale.
Signori, 2 curve e poi possiamo liberarci. Mi hanno dato del bollito, mi hanno dato del finito. Signori, in 3 gare, 2 podi e una vittoria. Signori, il campione è tornato. Yes! Sì, cazzo. Nice work, that's P1. Raga, altra pole per Hamilton, io disastro. Proprio non ricordo più la gara, sinceramente, incidente. Ho fatto 2 giri, ultima posizione. Prevedo cose abbastanza inguardabili. Vai raga, sfruttiamo le altre macchine per ricordare un po' il tracciato, perché ho fatto niente, ho fatto due giri. Vabbè, sono tranquillo, la mia gara l'ho vinto, silenzio, ciao. Clutch out, we're green. Vai. You're in P9. You're in 80. La rischio, la You rischio. have P15, P15. Mamma mia, guarda che roba! Il come si butta. 8th place. You're in. We're down to 8th place. You're in 8th place. P7 now. P7. Dai, dai, dai che ci siamo. Allora, l'iconico Ponte Valenziano. Comunque la stagione è salvata, vittoria arrivata, godo, silenzio, ciao. È che non mi ricordo la pista, quello è il leggerissimo problema. P6. No, no. We have P6. Che You've fallen puttana. into P7. Mamma mia. P6. We have P6. Probabilmente è successo qualcosa a Kovalainen, mi dispiace Kova. No, proprio la macchina ha problemi. We're down to 9th. La macchina proprio non si refa in sto tracciato. No. Fuori Kovalainen, sorry Kov. Vediamo se riusciamo a fare qualche punticino. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Ma guarda che roba! Non la tengo, Fioi. Non la tengo 8th neanche place. per You're in sbaglio. 8th place. Vabbè, ciao. Drive thru. We've dropped down into P12. È un bordello, mamma mia, è un bordello sta gara, Fioi. You're in P. We're in 10th position. Ve lo giuro, non la tengo minimamente. Io per carità non mi ricordo la pista ed è abbastanza oggettiva la cosa. Niente, oh. Altro vabbè, vaffanculo però. Disastro assoluto. Gara anonima, immaginavo. No. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Non la tengo, beh. Vaffanculo, va. Non la tengo proprio. Brutto ritiro, brutto ritiro, brutto ritiro. You're in.
Raga, mondiale incredibile delle Ferrari, 66 punti Kimi, 66 Pippo Massa, sembrano gli anni 90 con Ayrton Senna e Alain Prost. Però Kubica è là, poi ci sono io in realtà siamo terzi noi, però troppo indietro, Gigi Hamilton, Fernando Kuma sono troppo indietro ormai, quindi la lotta è a tre, le due Ferrari e la BMW incredibile di Roberto. Poi vive tutte le altre, nella costruttori ovviamente è un dominio imbarazzante Ferrari quest'anno, pazzesco. E basta, insomma. Per il momento è così. E sinceramente davvero dura che le cose possono cambiare. La Ferrari quest'anno sembra veramente imbattibile, nonostante sia Gigi Hamilton il re delle pole position. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!